carica dunque il favorito. Buongiorno, ben trovati da Diana Alessandrini e Miriam Pezzali. Apriamo dunque con la pagina politica. Il Presidente della Repubblica rilancia sul tema delle riforme, lo fa con un appello da Verona nel quale tocca i temi del federalismo. La nostra inviata è Marcella Rossi. Da Verona il Presidente della Repubblica Napolitano ribadisce la necessità di realizzare riforme. Non dobbiamo trovarci di fronte ad una legislatura sprecata per le riforme. Discutiamo bene e poi realizziamo le riforme che sono necessarie e di cui realisticamente esistono le condizioni. Il federalismo fiscale, tema caro agli amministratori leghisti. Il cammino per le riforme che immagina il Capo dello Stato comprende anche le istanze che qui nella per difendere l'unità nazionale è necessario sviluppare tutte le componenti delle autonomie previste dal nostro ordinamento, ricorda Napolitano. L'importante è essere guidati da un'idea di valorizzazione delle autonomie in un quadro unitario, regionale e nazionale, e io mi auguro che davvero si possa nel nostro Paese fare ancora dei passi essenziali in questa direzione con la condivisione che è necessaria. Sintonia tra il Presidente e il Sindaco Tosi, che nel 2007 tolse la foto di Napolitano dal suo studio. Non mi rappresenta, disse. Poi l'immagine è stata riappesa dopo una pubblica autocritica, un invito spedito al Quirinale, ed elogi al Presidente dal neogovernatore Zaia. Da Verona, con la collaborazione tecnica di Eraldo Bellini, linea allo studio.